Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Siamo su Flight Simulator, già avevamo un aereo molto piccolino e ci dobbiamo fare una tappa anche abbastanza veloce tra da Zagabria, che siamo in Croazia, a Venice, la nostra amata Venezia. Ok, sono le 18. Sono pochi aerei, veramente un aeroporto, comunque un aeroporto anche forse troppo grande per questo aereo, però chi se ne fotte. Qua abbiamo un po', cosa abbiamo? Un Air Croatia? Boh, vabbè. A quanto del viaggio 10.000, cioè, 10.000 piedi, 100 perché comunque siamo con un aereo piccolo, non è che possiamo volare a 150 milioni di chilometri. Qua facciamo un urlaggio un po' diciamo anarchico, ma cioè, vorrei fare un po' presto insomma, perché tanto c'è poco da fare. Abbiamo la pista che abbiamo praticamente l'aeroporto che è tutto per noi, è vuoto. Noi siamo un po' così ragazzi, lo sapete. Eccoci qua. Ok. Come evitiamo proprio. Ma qualche aereo piccolino c'è comunque. Oggi veramente è anarchia allo stato purissimo. Ok. Vediamo un attimo. Eccoli qua. 3 aerei ci sono, veramente one cazzo proprio. Mamma mia, oggi. Oggi abbiamo veramente. Non sono stufo di sempre, cioè. Qualche volta devo fare anche dei voli un po' più piccini. Perché ci sta. Così arriviamo a Venezia, che ho voglia di tornare nella mia Venezia, ma come si dice, in maniera un po' diversa dal solito. Acceleriamo un po' perché sennò dura di più il rullaggio del volo. Ma forse anche troppo. Ok, moccio. Ara la coglionata per controllare il coso. Ecco. Sì, oggi ho volevo fare proprio un volo scanzonato senza proprio nessun problema. Ma rifermiamoci qua che se no. Ok. Buono. Prepariamoci tanto. Sicuramente ci dà l'autorizzazione. Ok. Perfetto. Qua abbiamo già il GPS. Ok. E andiamo. Aspettavo comunque un aeroporto più trafficato, invece in Croazia non caga nessuno, bene. Tempo un po' così, anche qua a Venezia non è che sia stupendo. Ho piovuto anche prima un pochino. Io direi di andare perché mi sono rotto i maroni. Perché qua bisogna tenerlo sempre che tende sempre un po' a girare.
ok. Dai che ci siamo. Ok raga, tutto perfetto. Questa è la rotta. Mi aspettavo sicuramente più traffico, però veramente non capisco il perché, sinceramente. Va bene. Ok. Ok ragazzi, abbiamo lasciato la Croazia e adesso siamo verso l'Italia, verso Venice. La cosa bella di questo, cioè bella, speriamo, la cosa interessante di questo volo è che l'atterraggio sarà in manuale, quindi prevedo vaneggi indescrivibili, però io frego tutti e andrò comunque pian pianino, nel senso, cioè, se posso farmi aiutare dalla strumentazione mi faccio aiutare sinceramente. Ho dovuto alzare a 9000 l'altitudine perché sono delle montagne abbastanza pericolose. Però insomma siamo tranquilli, in volo regolare, niente di che, insomma sono curioso di vedere l'atterraggio, come proprio diciamo un volo così per spaccare la routine dei voli di linea potenti. Ok ragazzi, ci siamo, devo atterrare sulla 22. La giornata non è negativa. La mappa, mancano 20 miglia, 10 minuti. Che bella che è sta mappa. Ok. Buono. Abbiamo abbassato la nostra velocità perché sennò sono un po' dolori per l'aeroplanino e per tutto il resto, però dai, cioè adesso bisogna capire, sì, il traggio manuale lo faccio da un bel po', però dai, cacchio, diciamo un aereo più semplice, piccolino, quindi è più maneggevole, se si sbaglia posso recuperare, adesso vedi incidente finale. Però vedo già paesaggi familiari quante volte siamo partiti o arrivati a Venezia. Ci sta, ogni tanto ci deve essere quel volo dove arrivo a Venice, se no non sono tranquillo raga. Sono fatto così. Un po' come il programmino, siamo fatti così, vabbè, dopo questa possiamo anche andare, comunque sono le 18. Ancora chiaramente non possiamo vedere l'aeroporto, però manca 17 miglia, quindi veramente siamo agli sgoccioli. Un 310, pretende un 310, io glielo do il 310. Chiaramente non è un atterraggio ILS, quindi dovremo fare tutto noi dopo. Ok ragazzi,
Andiamo, non siamo proprio allineati in maniera superba. E adesso inizia la battaglia, raga. Non rompere i maroni. Devo atterrare. Ma non posso mantenere i 2000 vecchio, perché se no non atterro. Non è cattiveria, cioè qua non so sinceramente il discorso, però non posso certo tenere i 2000. Grazie. E mo' so cazzi. Ok. Allineati, siamo allineati. Uff, mamma mia. Venezia sullo sfondo, ma sono un po' concentrato, raga, perché qua è tutto in manuale. Ok. Ma c'è qualcuno in pista? Io spero di no. Spero sia un effetto ottico, no? Perché se no so cazzi, Aspetta che siamo un po' bassi. Siamo un po' bassi. Siamo un po' bassi, sì. Siamo leggermente bassi. Ok. Ok, perfetto. Piano. 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 Un po' brusco, un po' brusco. Un po' brusco. Però dai, è andata. Un po' brusco, ma è andata. Mamma mia, ragazzi. Era da una vita che non andavo di manuale. Pochi aerei anche a Tessera, veramente. Sciopero di tutto a causa del Covid. Raga, un saluto dal commendatore veneziano. Ciao!